84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biper Banca Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera, Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico. A fianco a me il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. Buonasera a tutte le signore e a tutti i signori. Oggi ritardo, giustamente piove sul bagnato, ci abbiamo messo un'ora ad arrivare, però questo è il traffico della nostra cara amata metropoli, che si risveglia con la pioggia di ottobre, questo ottobre rosso, ecco, così, basta, non dico più, non aggiungo altro, lo chiamo ottobre rosso questa trasmissione. Comunque rammentiamo tutti il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto lo 0266203529, così ci raccontate anche come vi state preparando all'imminente lockdown che sta arrivando, visto che in Israele ci sono 35.000 casi al giorno, una piccola nazione di 7 milioni di abitanti, ultra vaccinata, quindi vuol dire che toccherà anche a noi ben presto la chiusura, cari ragazzi. Giustamente col ministro Speranza ancora al suo posto, sapete che il nostro destino purtroppo è quello. E noi ci siamo preparati alla bisogna. Vedete qua ho 2 pacchi di mascherine e vado a leggere chi è che le produce. Dunque, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è scritto FCA Italy SPA, sì, no, Corso perché... Giovanni Agnelli 210 135 Torino Italia. Ma appunto, lo ripeto come di nuovo, Corso Giovanni Agnelli 210 135 Torino Italia. Non so se questo è l'indirizzo di qualcosa che c'è familiare, la Fiat. Fammi finire però, non mi interrompere ogni volta. Però sopra c'è scritto realizzato per 2 punti. Commissario straordinario per l'attuazione del coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. E la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè, ecco, noi praticamente rifiniremo in lockdown totale, perché qua ormai c'hanno un botto di mascherine. Io ce l'ho, una confezione azzurra e l'altra bianca, e udite, da dove mi arrivano? Mi arrivano da una mamma appunto della Bergamasca, che me le ha date appunto a testimonianza di quello che io già avevo denunciato in una trasmissione passata, che in pratica queste mascherine per adulti sono state date a bambini delle elementari, cioè i bambini delle elementari hanno ricevuto queste mascherine che vanno addirittura grandi anche a noi adulti, per tenerle in classe per tutte 8 le ore. Perciò prepariamoci a grosse sofferenze o a grosse incazzature, perché... Beh, io penso che ormai non c'è più niente di soffrire, non so questi imprenditori che dicono, che appoggiano, che fanno, che tramano, che saranno 4 gatti purtroppo. Poi ci sono gli imprenditori e i prenditori. Sono 2 categorie ben differenziate. Spesso e volentieri noi vediamo i prenditori, soprattutto quelli di Confindustria, queste cose. Mo' arriva pure la querela, perché capito, allora lasciamo anche diritto di replica. Se qualcuno di Confindustria vuole chiamare lo 0266203529, ripeto 0266203529, ma gli imprenditori veri e propri sono le piccole e medie imprese che sono già state massacrate dai precedenti lockdown e che purtroppo hanno la certezza dell'avvicinamento, perché ci sono troppi interessi economici. C'è anche la famosa terza dose. Ricordo che ogni dose di Pfizer Moderna vale sui 30 euro. Fate moltiplicate per 50 milioni di persone e qua viene fuori il tutto. Però noi dobbiamo andare verso quella direzione, perché così è stato deciso e così il governo e la politica vanno in quella direzione. E poi ci sono anche i tamponi, perché noi abbiamo un sacco di persone ancora che non si sono vaccinate, che non possono vaccinarsi o non vogliono vaccinarsi, che praticamente per poter continuare a svolgere il loro lavoro, per non so, andare a parlare con le professoresse a scuola o accompagnare i figli all'asilo, si devono tamponare ogni volta, eppure quelli costano. Devono violentare il loro naso con questo strano arnese di dubbia efficacia. Non lo dico io, ma lo dice chi li ha inventati, purtroppo è morto. Però chi ha inventato i tamponi, il mio pensiero continua a tornare indietro negli anni 80, a dire ma negli anni 80 se c'era tutta questa storia, secondo voi se ne accorgevano? Secondo me no. Già il fatto che questo strano strumento diagnostico chiamato tampone non esisteva lascia voi le risposte. Purtroppo qua
piove sul bagnato e bisogna anche mordersi la lingua. Tuttavia, noi RPL ha un pubblico molto molto sveglio che amo. E sanno pensare, sanno analizzare le cose molto meglio del sottoscritto e molto meglio di tanta altra gente seduta sulla cadrega. Che cos'è la catrega? La Che catrega... io sono un po' sì. terrone, non so cosa la significa. catrega è la seggiola. Sì, la sedia. Sì, la sedia che è tanto è bella. Cioè, oddio, c'è sedia e sedia, ragazzi, non ci... C'è la poltrona e la sedia, che sono due cose diverse. A voi lascio decidere. Io sono sempre stato seduto sulla sedia, la poltrona non ce l'ho nemmeno a casa. Cioè sulla cadrega? Sì, sono un umile. A me basta uno strapuntino, un culo leggero. Mi ricordo quando c'era Maroni che diceva un culo, una sedia. La famosa frase che a me piaceva molto. Come Maroni non mi piaceva un granché, però la famosa frase un culo, una sedia mi affascinava, mi dava un che di onestà e di pulizia, anche perché è vero, se uno ha un culo, una sedia, come fa uno con un culo a occupare 3-4 sedie? Eppure pure questo accade in Italia. Vero. Comunque appunto vi dicevo che io, per gentile concessione di questa mamma della provincia bergamasca, ho questi 2 pacchi di mascherine e appunto questa signora mi ha pregato appunto di parlarne, perché dice lei è contraria ai vaccini, soprattutto è contraria al fatto che i bambini vengano vaccinati, anche insaputa dei genitori. Non so se è una notizia vera, ma l'ho vista su Facebook o su YouTube e poi è stata anche, diciamo, rigirata più volte. Bisogna vaccinare, ragazzi, anche se a quanto pare non funziona vedendo Israele, però bisogna fare il vaccino tutti, vaccinate. Però ripeto, non so se risponde a verità, ma a Pescara pare che il sindaco si sia presentato con l'esercito e con la polizia locale, non so se anche con i carabinieri in qualche scuola, e abbia fatto sottoporre a vaccinazione all'insaputa dei genitori i bambini. Sicuramente una fake news dalla quale ci dissociamo. Sì, se è una fake news ci dissociamo, se invece è accaduto veramente è una cosa grave. Ripeto, qua d'altronde non è che sono tutti quanti pubblicisti o giornalisti che seguono il codice deontologico della stampa, ci sono tanti improvvisati che appunto invece si inventano false notizie. Noi invece ci teniamo a dare una informazione veritiera e corretta. Per esempio da questo Spazio Più abbiamo per diversi anni perseguitato chi appunto raccontava frottole sui la piccola e media impresa, su artigiani, commercianti e cose varie. Insomma abbiamo avuto sempre la capacità e l'onestà appunto di raccontare le cose vere. Ci sono altri che invece fomentano, però ecco, ripeto, io proprio le ho portate. Questi sono i 2 pacchi di mascherine appunto prodotte, come ha spiegato prima Federico, dall'FCA Italy SPA in corso Giovanni Agnelli 200 a Torino, e non è possibile che appunto maschere per adulti vengano appunto date ai minorenni e bambini. Peraltro la cosa vergognosa, cioè la cosa a cui non mi posso capacitare, perché come si fa a far stare per 8 ore dei bambini con la mascherina sul volto? Cioè, siamo arrivati proprio a un livello. Poi bambini sì, prendi il tram, la metro, tutti questi meravigliosi mezzi di trasporto che i cittadini milanesi amano. Lo sapete benissimo. Per non parlare di quelli romani che quando non vanno a fuoco vengono usati come mezzi amato pubblici. Sindaco Beppe Sala, a cui faccio gli auguri per altri 5 anni, visto che è stato votato in maniera bulgara dai pochi che sono andati a votare, che evidentemente apprezzano l'eccellente servizio dell'ATM e tutto il resto. Però non voglio scadere qua perché altrimenti spacco tutto. Sono incazzato perso, penso che dal mio tono di voce si capisca, magari ci si aspettava però non in queste dimensioni quello che è accaduto. Però chiudo la parentesi molto velocemente perché non ne usciamo più. Ma non ne usciamo, rimaniamo dentro, insomma, parliamo, anzi, ascoltatrici e ascoltatori di RPL, se ci volete dire la vostra, chiamateci allo 0266 20 35 29, così condividiamo la rabbia, non condividiamo appunto solamente le gioie. Sì, facciamo terapia di gruppo. Perché ripeto,
Pensare Comunque che per 5 anni il saremo partito gay è massacrati andato malissimo, ha preso solo lo 0,27% e ci sono rimasto male. Perché se il partito gay andava un po' meglio si andava al ballottaggio. E purtroppo io... il fatto è che qua a Milano sono andati proprio malissimo tutti, insomma. Sì, perché- Roberto Colombo ride, ma purtroppo è così. No, perché la gente non è andata a votare. È perché la faccio la mia analisi, basta. Tanto mi prude la lingua da mezz'ora, prima che mi chiudano il tutto la faccio. La gente non è andata a votare perché quando sei al governo con Lamorgese, Letta e Speranza, la gente sceglie l'originale. Basta. Semplice, semplice. Se la Lega sta in un governo dove il PD detta la linea e fa quello che vuole, con il banchiere arcobaleno Mario Draghi, figlioccio di Andreatta, il papà di Prodi, è ovvio che la gente, l'elettorato medio, se ne sta a casa, perché non puoi governare alla PD maniera e pensare che il tuo elettorato ti vada a votare. Ecco, detta tu. Con buona pace di Giorgetti, Zaia e questi industriali che dicono che quanti sono? 3 industriali sono 3 voti, perché tu potrai essere industriale ricco, ma un voto, cioè Beh, ma se sono industriali che hanno 1000 una testa e un dipendenti, cranio. Ammesso che esistono se hanno industriali, 1000 perché dipendenti io ho visto per che qua ogni è tutto fabbrica, chiuso. Ma dove? Che che tutto ne so, romaniano, sì. ti faccio anche i nomi e i cognomi di chi in Veneto e Lombardia se n'è andato, fa il figo in Confindustria, e ci ricordiamo quando c'era Berlusconi a Vicenza che veniva insultato dagli industrialoni che mai hanno votato il centrodestra. Ecco, hanno votato i soliti partiti, saprei, il PD, insomma, per farne uno, che finanziano anche, e giustamente la gente sceglie l'originale. Basta. Poi chi è al vertice della politica sa quello che deve fare. Certo è che io la campagna elettorale l'ho fatta, sono andato nei mercati a stringere le mani alle persone, e questo si percepiva. E quanti vaffanculo hai preso? Beh, io devo ringraziare Luca Morisi, anche qua voglio dire un'altra cosa, perché dopo lo scandalo Morisi abbiamo avuto tanti sorrisi e tante approvazioni in più. Soprattutto in centro. Sì, che dicevano, beh, allora anche voi siete come noi. E quindi per me... perché forse ha umanizzato un po' la politica questo scandalo, perché dimostra che siamo tutti fallibili. Ecco, a differenza dello scandalo Fidanza, che parla di finanziamenti e tutto, qua parliamo di un ragazzo che purtroppo ha un problema come ne hanno tanti, cioè l'utilizzo di droga, non l'orientamento sessuale, e quindi... ci fa sentire umana, la politica tanto lontana. Tu di ragazzi che utilizzano droghe troppe ne vedi. Beh, insomma. a Milano è pieno ora. Penso che buona parte di chi è rimasto a casa, che abbia appoggiato Sala, purtroppo ne fa utilizzo. A Milano chiunque vive vede che c'è un utilizzo massiccio, e rammento a tutti, come ben sapete, che a Rogoredo, Milano Sud, c'è la più grande piazza di spaccio d'Europa, un'altra eccellenza milanese, che i milanesi hanno deciso di confermare. Giustamente, quando c'è la Lamorgese, il ministro dell'interno, e ci governi insieme, è giusto confermare il buon governo della Lamorgese e anche di Beppe Sala. Io penso questo, poi ognuno la pensi come vuole. Va bene così, che vi devo dire, va bene così. Purtroppo altri 5 anni di sindaco Sala e di governo osceno della città ce lo becchiamo noi. Chi pirla, ecco, il pistola è chi è rimasto a casa, perché è vero che le cose non vanno bene, è vero che la politica deve motivare il suo elettorato, però abbiamo una chiamata, veloce perché tra un po' abbiamo lo stacco. Buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, pronto? Pronto, buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, sono Luca, chiamo da Milano. Prego Luca. Sì, volevo dire, in aggiunta a quello che hai detto tu poc'anzi rispetto a come mai, diciamo, questo risultato elettorale, io premetto che non sono un elettore della Lega, lo sono stato in tempi passati, ero stato un elettore dei 5 Stelle, ho deciso di non votare né uno né l'altro, semplicemente perché di fatto ci sentiamo traditi. Quello che hai detto tu prima è la cosa che io ho sentito in questo periodo da molti elettori leghisti, il fatto che non si può stare al governo con coloro che sono stati criticati per tempo, che hanno fatto delle nefandezze mostruose, e poi di fatto non si porta mai a casa nulla. Cioè, nel senso, io per assurdo potrei anche ritornare a votare Lega, però certamente non con questo pastrocchio governativo dove si sta con il PD, si sta con Renzi, si sta con tutto. Ci vorrebbe un po' più di coerenza, ecco, va bene la poltrona, però anche un po' più di coerenza, con tutte le nefandezze che sono state votate con i PCM, decreti legge, le chiusure, i lockdown, insomma,
si è un po' giocato la credibilità a Salvini, nel senso che in televisione diceva una cosa e poi in Parlamento abbiamo visto che Camera e Senato votavano sempre provvedimenti prima di Conte e poi di Draghi. Vabbè, Conte diciamo erano l'opposizione, però comunque non cambiava nulla. Quando poi vai al governo dici vabbè, adesso sono al governo, sicuramente riusciranno a fare qualcosa, e invece anche al governo niente, Draghi ha sempre vinto. Quindi tutto qui, credo che la sconfitta elettorale sia figlia un po' di questo pastrocchio governativo dove la Lega, almeno la Lega, poi che Forza Italia voglia rimanere là dentro, va bene, ci rimanga pure. Bravo. Però almeno la Lega non doveva starci, ecco. Io la vedo così, poi per carità, magari mi sbaglio. Beh. Vi ringrazio e vi ascolto per radio. Grazie mille Luca, pubblicità e ritorniamo subito. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E rieccoci qua, io ringrazio il buon Luca da Milano che concorda con me. Io non per vantarmi e tirarmela, ma dal primo giorno io e Mimmo Magnetta abbiamo espresso fortissimi dubbi sull'appoggio della Lega al governo Draghi e che poi nemmeno farlo apposta si sono confermati nel popolo, nei nostri iscritti, perché noi comunque abbiamo il brutto vizio anche di andare tra i nostri iscritti nei mercati. Poi quale posto meglio del mercato? Il mercato è un sondaggio vivente, ma un sondaggio vero, non quelli tarocchi, e là il nervosismo del popolo si sentiva e anche la disapprovazione per una cosa che è innaturale, almeno per secondo me la Lega. So che magari questa è l'ultima trasmissione che faccio, però mi sembrava giusto dirlo. L'altro ieri sei diventato pubblicista e mo già vuoi smettere? No, non lo so, magari falla non vorrei finita, dare fastidio a qualcuno. Falla finita, però, diamo ascolto. Tuttavia, io dal primo giorno che lo dico, la ragione ce l'hanno gli scemi, per carità. Però, insomma, la sberla presa è forte, secondo me è una specie di richiamo dell'elettorato. Forse bisognerebbe agire di conseguenza. Sentiamo l'altro ascoltatore, poi dopo vi dico la mia. Buonasera, chi è da dove chiama? Sì, ciao, sono Marco da Monza. Prego Marco. Io sono un militante, purtroppo non so per quanto tempo ancora, ahimè lo devo dire. Una scoppola così a Milano, chissà la vince col doppio dei voti, io penso che sia un'umiliazione, però penso che debba far riflettere questo, perché io penso che questo qui sia dovuto ai leghisti delusi della Lega, perché io vi dico la verità, io sono sempre stato contrario, anch'io, però ho detto non bisogna essere prevenuti, aspettiamo. Ora, a distanza di 8 mesi, i risultati non ci sono, poi io ho 2 figli che vanno a scuola, alle superiori, i danni che hanno con i trasporti, che non si è fatto nulla anche con questo governo, e poi vedo l'ex direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli, che va in giro a sostenere i sindaci o parlare di Jussoli quando lui è vice ministro dei trasporti, che non hanno fatto nulla. Ragazzi, mi sembra davvero, prima di voi c'era il conduttore che mi piace tantissimo, lo vedo però molto giovane, mi sembra, avete presente l'orchestrina del Titanic? Sì. Che questi qui stanno continuando a suonare, ma i 5 Stelle sono andati peggio di noi, allora noi siamo bravi, però se non facciamo un po' di autocritica mi sa che facciamo davvero la fine del Titanic. Ciao, vi ascolto. Lascio replicare Mimmo. Sì, qua c'è poco da replicare. Io, riferendomi anche a quello alla telefonata precedente, il governo di unità nazionale, forse qualcuno di voi non l'ha manco mai sentito nominare. Io invece, che ho una certa età, mi ricordo il governo di unità nazionale che fu appunto creato il giorno appresso al sequestro Moro e all'uccisione di tutta la sua scorta. A volte si devono fare il governo di unità nazionale che chiaramente lo fecero i partiti dell'arco costituzionale, da cui era escluso il Movimento Sociale Italiano. Questa scelta di andare al governo con Draghi e con tutto il resto del carrozzone è stata fatta appunto perché, vivendo una situazione terribile decreata dal Covid, comunque terribile, vera o terribile, appunto perché ce l'hanno fatta credere così, è stata una scelta appunto per prendere e favorire l'ingresso, il ricevimento di quelli che erano sti cacchio di
finanziamenti di miliardi che ci devono arrivare dall'Unione Europea, prestati a strozzo, e qua chiudo la parentesi, perché non è una cosa, non pensate che Parigi e Berlino ci fanno le cose a gratis. No, perché chiaramente i soldi che ci verranno prestati appunto poi li dovranno pagare i nostri figli, i figli dei nostri figli, a condizioni oscene, E parlare appunto di usura secondo me è anche un eufemismo, però appunto ripeto, certe scelte sono state fatte nella speranza di prendere e di sistemare il paese, ripeto, si starà anche, forse si sistemerà anche a caro prezzo, però se il prezzo deve essere quello della distruzione politica di un partito, di un movimento, secondo me in effetti qualche ragionamento bisogna farlo, e bene facciamo noi da RPL con questa linea diretta appunto a fare esprimere tutti quanti gli ascoltatori che a quest'ora perlomeno sono quasi tutti leghisti, insomma. sì. E ora per esempio ne abbiamo altri due. Buonasera, chiedo dove chiama Brevi, che qua la fila aumenta. Pronto? Sì, buonasera, chiedo dove chiama. Ciao ragazzi, sono un vostro molto vecchio amico, sono Mario da Rieti. Ciao Mario. Ciao cari, un abbraccio. Grazie. Allora, a me pare che, scusate, come si dice, trionfalismo sul cimitero. Io vedo quello là del PD, no, che va in TV, il paese si segue, cosa. Ma non si fanno domanda, dice tanto che se ne frega, a noi se vota uno, vota un milione non cambia niente. Ma quando in grandi città come Roma e Milano vota il 47%, cioè più di uno su due se ne rimane a casa, è la morte della democrazia, è la pietra tombale. Che cosa è? È una vittoria di Pirro, anzi non è neanche una vittoria, ci sarebbe proprio da andarsi a nascondere tutti quanti, perché quando a Roma e a Milano vota il 47%, oppure nel collegio dove una volta votavano quasi tutti, nel collegio di Pianarezza dove ha vinto Letta vota un cittadino su tre, tu hai avuto il 40% del 30%, cioè sei stato votato al 10%, e vai con quegli atteggiamenti trionfalistici davanti alle TV, ma ti devi vergognare. Ma Mario, scusami. Ora, grazie per l'intervento, passiamo all'altro ascoltatore e poi rispondo subito, perché altrimenti non ce la facciamo parlare, il tempo è tirano, abbiamo pochissimo tempo. Quindi buonasera, chiedo dove chiama. Ciao, io sono Angelo e chiamo dalla provincia di Monza. Prego Angelo. Allora, cercherò di essere breve perché penso di essere l'ultimo, però chiamo per onestà, nel senso che io non ero un elettore della Lega, però ho votato la Lega alle ultime politiche, ho votato la Lega alle europee, ne ero convinto. Non ho votato a queste elezioni perché nel mio comune, nella mia circoscrizione non si votava, ma non l'avrei votato. E siccome si sta parlando di me, dei voti persi, a me sembra giusto e onesto anche dire il perché non ho votato, perché sembra che parlano tutti quelli che votano. Allora, non ho votato perché se io devo votare un partito che fa il governo col PD e fa le stesse cose col PD e trova le stesse motivazioni del PD, io voto il PD. Io non voto la Lega, io ho votato la Lega per un'altra cosa. L'ha già detto Federico, Angelo, la pensiamo uguali, identica, e questa è la risposta a Mario D'Arieti. La gente se ne sta a casa perché se tu fai il governo col PD o vai a votare il PD o te ne stai a casa, che cavolo di senso andare a votare? Per me queste elezioni sono andate benissimo, perché io non posso più votare la Lega così. Poi io ho votato Salvini e ho votato la linea di Salvini, non vedo perché adesso deve prevalere la linea di Giorgetti. Bravo. Questo partito non può stare insieme. Queste persone devono capire che se vogliono fare qualcosa di concreto la Lega si deve dividere. Mi dispiace dirlo, ma io non sono più con queste persone che continuano a votare per fede sempre lo stesso partito perché ci devono credere. Io credo in Dio, in un partito non credo più, non sono più di sinistra perché non ho più la fede in un partito, la fede in qualcosa che non è trascendentale. L'unica mia fede è trascendentale. Tutti gli altri per meritare il mio voto se lo devono meritare e se non se lo meritano non glielo do. Scusate, ma ci vuole tanto a capirlo? Il senso di appartenenza è una cosa pericolosa perché l'ideologia ha sostituito la religione. Se la religione è l'oppio dei popoli, l'ideologia è la cocaina dei popoli ed è peggio, perché quando sei drogato di cocaina non te ne accorgi, con l'oppio te ne accorgevi. Angelo, perdonami un attimo, quanti anni hai tu? Mi dici quanti anni hai? 47. Per cui sei giovane. C'è molto giovane, però facciamo i complimenti. Grazie Angelo. Ti ringrazio.
Ciao. Che ho chiesto, Abbiamo un'altra chiamata, Roberto? Sì, quindi passiamo subito. Buonasera, chi è, da dove chiama? Pronto, sono Paolo da Pavia. Prego Paolo. Posso? Sì, devi, non puoi. Allora, intanto complimenti per il fatto di fare un programma dove c'è la critica e quindi questo è molto positivo e siamo più democratici dei democratici, questa è la prima cosa da riconoscere. Seconda cosa che volevo dire è che a me dispiace che Salvini perda l'obiettivo, o Salvini o comunque lo staff, perda l'obiettivo delle pensioni, perché se fate caso il PD e 5 Stelle hanno fatto di tutto per continuare a sovvenzionare, anche se non piace, anche se è scandaloso il reddito di cittadinanza, perché poi ne ha agevolato delle persone che non ne avevano bisogno, non si è capito bene perché la certa gente, e perché se tu devi fare il 110% hai 1000 documenti da presentare, invece per il reddito di cittadinanza non devi chiedere niente a nessuno. Questa è una contraddizione di fondo che non capisco. Prima cosa. Seconda cosa è quella delle pensioni, visto che la Lega il PD e i 5 Stelle si curano i voti di chi non lavora, di chi non fa niente, di chi un po' studia, mentre sarebbe giusto anche per noi che portare avanti l'idea delle pensioni e di una sorta di federalismo fiscale e la riduzione delle tasse, perché guardate, la gente non ce la fa più. Non si possono pagare delle tasse sulle case e adesso purtroppo ho sentito che Salvini è favorevole alla revisione del catasto, quindi siamo di nuovo nel disastro. Vi ascolto per radio. Grazie. Vabbè, la revisione del catasto era per prendere e mettere in regola chi invece al catasto non c'è poi più scritto. E poi ce lo chiede l'Europa, perché quando ha detto che i soldi prestati a strozzo comprendono anche la riforma del catasto, quindi vuoi spenderti i soldi ma non vuoi fare la riforma del catasto? Ce lo chiede l'Europa. Buonasera, chi è, da dove chiama? Ciao, Mauro da Reggio Emilia. Prego Mauro. Vedi, io ho sentito la conferenza di Draghi che ha detto che, visto che non c'erano i 2 ministri della Lega, hanno approvato la riforma del catasto. Ha detto, ma questa ci sarà tra 6 anni e rimarrà l'invarianza di gettito. Quello che mi dà fastidio è che Draghi è un po' un amante delle commedie di Pirandello, in particolare quella Così è se vi pare, perché la Lega, con la scusa di entrare per gestire i 220 miliardi che mai arriveranno, perché questa è una palla incredibile, no? Si è tenuta dentro a questo governo. Ora il discorso dell'invarianza di catasto può essere vero, però ci va a incidere un'altra cosa. Alzandoti la rendita catastale, tu vai a sforare certi livelli di ISEE per cui ti tolgono certe detrazioni. Quello che mi dà fastidio è che questo imbecille di Draghi è quello che è stato l'autore di quelle fotografie che c'erano in Grecia quando c'era il pensionato povero che piangeva davanti al bancomat chiuso grazie alla Germania. Noi facciamo la fine della Grecia, ci mettiamo un pochino più di tempo perché siamo molto più grandi, però facciamo quella fine lì, e a me non va alla fine di essere considerato da Draghi come un criceto, va bene? Grazie. Ciao. È il liquidatore finale, come diceva Cossiga. Do una veloce risposta a Mario D'Arieti. Perché Enrico Letta festeggia? Ha stravinto, cioè comunque gli altri elettori non sono andati a votare, i suoi elettori vanno sempre a votare, e ora vi dico anche quello che succede, che il PD, che comunque ha la maggioranza dei voti grazie al Movimento 5 Stelle, il centro e Forza Italia, che è convintissima di questo governo, farà approvare qualsiasi cosa, DDL Zan, Jussoli, hanno i voti per farlo, hanno l'appoggio popolare e tutto, e lo faranno. Lo faranno, cari amici miei, a me dispiace, quindi ognuno ne tragga le conseguenze, però imporranno l'agenda come già sta facendo il PD e andranno a incassare i dividendi della loro agenda. Buonasera, chi è, da dove chiama? Sono Battista, chiamo da Genova. Prego. Senti, allora, io sono un militante della Lega. Allora, voglio dire questo. Mi sembra che mediamente ci sia una certa ingratitudine verso Salvini. No, io sono ultra filo salviniano. Abbiamo accompagnato l'ascesa di Matteo Salvini. Certo è che sembra che ci siamo capiti, no, avanti. Sì, no, ho capito. Sì. Ti spiego perché.
Salvini l'ha detto chiaramente perché è entrato nel governo, per cercare di moderare un po' quei passi che se gli assessori ci rovinano, perché se fossimo stati fuori anche noi, chi sarebbe stato dentro a tenere un po' a bada questa gente, pur essendo in minoranza anche fuori, no? Perciò Salvini ha dei meriti. Ora, dire che non ha fatto niente da parte di tanti amici della Lega mi sembra molto irriverente e riconoscente. Salvini è uno che ha pensato prima di cercare di salvare la barca per quanto poteva, e poi andremo alle elezioni e se si vince cambierà tutto, ovviamente. Sì, Questa e è la se mia si idea. perde, scusami. No, io sono sicuro che se dovessimo andare, tanto abbiamo vinto 69 comuni e non abbiamo perso, a parte grandi città dove c'è una borghesia che è PD e lo sappiamo tutti. E poi io sono sicuro che se andiamo alle politiche, sono sicuro che il centrodestra vince, trainato da Salvini, ne sono certo. Non dobbiamo farci scoraggiare dalle campane dei giornali e dei telegiornali che parlano di grande sconfitta della Lega. La Lega non ha avuto una grande sconfitta, ha vinto 69 comuni, Cioè, scusami, però, sono cittadini Battista, italiani. ora Dimmi. a Milano vedere che la sinistra doppia il candidato del centrodestra e fa numeri che manco a Bologna fa, se non è una sconfitta, io per carità, ho capito. uno, due, un'altra cosa che voglio ragionare con te, subire l'agenda di Draghi e del PD, perché quello che è, io non so, qualcosina la Lega l'ha fatto, tante volte ho detto per favore spieghiamo quello che la Lega fa al governo, perché la gente non lo capisce. A qualcuno ha mai spiegato quello che fa? Giorgetti ha mai spiegato quello che fa come ministro dello sviluppo economico? No, cioè, in verità purtroppo è sembrato e sembra che la Lega subisca l'agenda di governo dettata dal PD, dalla Lamorgese e da Speranza, perché fino a prova contraria l'incidenza purtroppo è stata molto molto bassa, anche perché ti dicono Giorgetti ma il Movimento 5 Stelle e il PD hanno la maggioranza dei ministri, è ovvio che passa tutto quello che dicono loro. Beh, ma allora se è così, che ci stiamo a fare, scusami. Battista, una domanda anche a te. Quanti anni hai tu? Dimmi quanti anni hai. Io ne ho 68. Okay, vedi, sto facendo, mi serve per fare una statistica su quelli che appunto la pensano in un modo o in un altro e se fanno parte di una classe anziché di un'altra. Ti dico, parlo proprio a cuore aperto, no? Cioè, esaminando in prospettiva quello che è la vita, cioè Salvini in effetti, io capisco che lui ha sacrificato un po' il partito, ma l'ha fatto sapendo di sacrificarlo e lasciando la Meloni fuori. Certo che Salvini dentro, con la Meloni fuori, la Meloni può fare quello che vuole, ma non la considera nessuno dentro. Invece un Salvini, una Lega dentro, con dei nostri bravissimi deputati, che sono tutti bravi, sicuramente qualcosa abbiamo evitato che ci massacrassero di più. Questa è la mia idea. Grazie. Abbiamo evitato di essere più massacrati. Grazie a voi, è sempre molto interessato a ascoltare. Grazie. E c'è un altro chiamata. ascoltatore. Buonasera, chieda dove chiama. Sì, ciao, sono Carlo, chiamo da Monza. Prego Carlo. Io, guarda, sarò velocissimo. Il vero problema, secondo me, è che quelli che hanno la puzza sotto il naso non capiscono, è uno solo. A sinistra, cioè a loro non gliene frega niente, non votano la sinistra, loro votano per non far vincere il centrodestra. Se la gente non lo capisce e continua a dire ma Giorgetti di qua, Salvini di là, io non voto, io mi astengo, quelli vinceranno sempre. Loro, basta vedere cosa è successo nell'Emilia Romagna alle regionali, la chiamata alle armi per non far vincere il centrodestra. È quello che succede sempre, loro votano per non... Allora non gliene frega niente di che cosa fa Sala, non lo sanno neanche. Io ho tanti amici a Milano e tanti parenti che votano Sala, ma non votano Sala, votano per non far vincere la Lega, ma lo dovevamo capire. Se non lo capiamo perderemo sempre e ci troveremo il PD fino al 2040, fine, e ci sono 10 anni che quelli fanno il bello cattivo tempo, soprattutto per questo motivo. Poi gli errori sono stati fatti, va bene, ognuno ha la sua versione, però se noi continueremo a essere così con la puzza sotto il naso, alla fine la sinistra ce la metterà sempre, non voglio dire una parola. Abbiamo capito dove. Ma la puzza sotto il naso non mi appartiene, anzi sono il primo a puzzare. No, ma quindi... a te. Ma anche io sono d'accordo sul 99% delle cose che dici, anzi la tua trasmissione non me ne perdo una.
Cioè, detto aperto e chiuso parentesi sì, su grazie. questo, capito? Grazie. È vero che ci sono stati errori, però gli altri se ne fottono degli errori che fanno, votano e basta per farci perdere. E noi dobbiamo cominciare a ragionare anche su che avversario abbiamo, perché altrimenti sverderemo sempre. Questo che il mio messaggio era solamente questo. Assolutamente. So che sono stati fatti degli errori, ma non ho voglia di elencarli perché sennò perdiamo tempo. Sì. Vi saluto a tutti e forza Lega, dai. Grazie Carlo, grazie. Abbiamo un'altra chiamata, Roberto. Buonasera, chiedo dove chiama. Sì, buonasera. Io provo davvero un po' di tenerezza per questi, per l'amor di Dio, questi elettori della Lega scontenti che difendono. Allora, il centrodestra e il centrosinistra non esistono più. Esistono i servi, esistono chi invece vuole crede o perlomeno cerca di fare qualcosa per cambiare questa deriva totalitaria che ormai abbiamo in essere. Quindi non c'è più destra-sinistra, ormai la Lega, e mi spiace dirlo, è uno dei partiti più vecchi, fa parte di questo sistema, non ce ne sono, e infatti sta sostenendo il vile affarista, come l'aveva detto il capo dello Stato, l'ex capo dello Stato Cossiga. Ecco, allora, questa è tutta gente, questo 50% che non ha votato perché ha capito che ha dato ancora una volta nel 2018 e anni prima fiducia a chi poi ha tradito, perché tu non puoi avere dentro un Bagnai, un Borghi, eccetera, basta euro e vai con il banchiere. Non puoi dire no Green Pass, Borghi e voti il Green Pass. Non puoi avere i governatori che sono dei lecchini del sistema. Quindi la gente, questo 50% che la Lega non recupererà mai, perché ha capito che la Lega purtroppo fa parte di questo sistema, non c'è più mi sembra secondo me invece si può recuperare, altrimenti non avremmo avuto tutte le chiamate. Noi speriamo che sia la sveglia questa a chi di dovere che sta lassù e può determinare, insomma. A me l'ultima telefonata mi è sembrata tanto un articolo di prima pagina di Molinari, di quelli della Repubblica, che si stanno dando da fare in maniera terribile a prendere, a dire la Lega così, la Lega coccolà, la Lega morirà. Però a me fa ridere quando leggo sui giornali di Molinari che ma gli imprenditori del nord che appoggiano, io devo ancora vederli questi, ma poi la Lega è un partito operaio, se uno cioè un partito popolare. Se uno pensa che gli industriali votano Lega 4-5 e allora facciamo tutto e dimentichiamo il popolo, il partito, la spina dorsale della Lega, ma magari i voti di imprenditori li prendi, ma ne prendi 10, ne prendi 3 milioni. Una cosa che bisogna dire appunto è che non possiamo prendere e ammazzarci noi da soli. Cioè gli italiani in genere, mi spiace appunto constatarlo anche fra gli ascoltatori di RPL, la mitica Radio Padania Libera. Mi spiace appunto constatare che anche noi siamo quelli che si massacrano più di tutti. È stata combattuta una battaglia, l'abbiamo persa, ma abbiamo perso una battaglia. Voglio ricordare a tutti quanti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che la vita è un continuo combattimento. Evidentemente il nostro destino è quello appunto di continuare sempre a combattere, non ci possiamo adagiare facendo tesoro delle sconfitte, però, perché bisogna anche analizzare, non è che se perdi Waterloo dici vabbè a posto, saranno stati 2 fucili arrugginiti e ricominciamo. Abbiamo ricevuto 9 chiamate, ripeto, tutte su più o meno a parte quella di Battista di Genova, insomma, però appunto ecco, non possiamo scoraggiarci per una battaglia persa. Non è che io penso che gli ascoltatori non si sono scoraggiati, anzi pensano quello che penso io, che deve suonare la campana e le cose devono cambiare, altrimenti da qua al 2023 la Lega rischia di prendere zero, o forse 4 voti degli imprenditori che devono cominciare a cambiare da noi stessi. Ogni singolo ascoltatore di Radio Padania, ogni singolo leghista o non leghista, ogni singolo mi dà fastidio usare il termine cittadino. Questa è una chiamata alle armi. Quando se ne sono impossessati 5 Stelle, a me dà fastidio pronunciare Popolano. La parola cittadino, qualsiasi italiano, dai, che poi sia proprio
nato in Italia, dall'Alto Adige all'Oceano Indiano. Ripeto, però ecco, ognuno di noi deve deve ritornare in possesso delle sue facoltà, non solo mentali, ma anche a livello di cuore e anche pragmatiche. Allora smettiamo di fare solamente chiacchiere, vediamo appunto anche di fare i fatti, e i fatti non si fanno solamente andando a tracciare una X su una scheda elettorale, ma si fanno dimostrando con l'esempio quello che appunto è il popolo in grado di prendere, badare a se stesso e far funzionare questo paese. Noi abbiamo bisogno di tutti, ripeto, facendo sentire quello che il popolo pensa a chi di dovere, i nostri rappresentanti, magari ecco li iniziamo a stargli un po' più addosso come noi abbiamo sempre fatto, e le cose possono cambiare, basta che noi lo vogliamo. E io apprezzo le persone che hanno chiamato, perché come me sono arrabbiate perché sentono il pericolo che arriva. Allora, dall'altra parte della regia ci fanno i soliti gestacci, il tempo è tiranno, siamo in chiusura, speriamo che questa trasmissione, che forse non continuerà più, abbia colto nel segno, perché la critica è il sale della democrazia, che sempre di meno, e sia arrivata nelle orecchie delle persone giuste. Detto ciò, abbiamo trasmesso alcuni messaggi interessanti, come dicevano su Radio Ronda. Vi ringrazio dell'ascolto. Ci troviamo martedì prossimo alle 6:30. Auguro una buona serata di pioggia, che piove sul bagnato, a tutti. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.